Dunque, qui ci troviamo a Piazza Borsa, presso la Camera di Commercio di Napoli. In questo luogo sono molto legato, perché qui ho ricevuto un premio come caso di eccellenza Google Italia per l'interazione dei social della nostra piattaforma e-commerce www.gioellicaruso.it. Questo premio l'abbiamo vinto perché abbiamo svolto determinate attività. Abbiamo incominciato a utilizzare delle immagini con delle descrizioni di prodotto ben dettagliate e ben strutturate, e con delle iniziative di sponsorizzazioni abbiamo avuto dei risultati significativi. E da questo primo passo ho cominciato a capire qual era la strada, qual era il percorso giusto da intraprendere per poter riuscire a canalizzare e a internazionalizzare la nostra attività. Infatti, un momento che ricordo con grande felicità è stato quando ho presenziato all'Università Scienze Sociali e ho cominciato ad esporre il caso di successo, il nostro case study della nostra azienda, del nostro e-commerce. Io nella mia vita sono stato sempre una persona che ha sperimentato molto, quindi ho fatto sempre un percorso immerso. Ho prima sperimentato e poi ho studiato, quindi da questa primo traguardo, questo primo punto di partenza mi ha permesso poi di studiare. Infatti sono diventato un social media manager, sentendomi una specializzazione in social media e web marketing. E tutto questo rappresenta la mia passione, la cosa più bella. Un'altra iniziativa che è legata alla nostra azienda, alla città di Napoli, è la partnership con il Rotaract Napoli. Infatti la Gioelleria Caruso è stata presente per ben 2 edizioni di seguito, che hanno rafforzato la nostra identità sul territorio.